Buongiorno e benvenuti. Io sono Pier Antonio Polloni e sono uno psicologo corporeo e questa è Psicologia Pratica, una rubrica che riflette sul proprio benessere personale e la realtà quotidiana. L'argomento di oggi è il potere nascosto delle domande. Le domande sono uno strumento molto potente, troppe volte sottostimato. Trovare la domanda giusta al momento giusto è in grado di sbloccare un momento di incertezza ed è tutt'altro che semplice farlo. Chi è in grado di fare domande appropriate può ottenere enormi vantaggi e sarà di certo in grado di fare le giuste scelte, creare nuove idee, trasformarle in pratica, essere anche di ispirazione ad altre persone, ma soprattutto entrare semplicemente in connessioni con gli altri. Fare una domanda è sempre un invito che viene fatto in ogni occasione per innescare un dialogo. Chi fa una domanda di solito dimostra di essere attento, di partecipare al discorso o di voler entrare nella discussione con il proprio punto di vista. Spesso però, soprattutto in ambiti collettivi, le domande si rivelano dei riempitivi sotto forma di domande retoriche, inutili, che magari non aggiungono nulla di nuovo al discorso. A volte sono domande di circostanza che rivelano proprio l'esatto opposto. La persona non ha capito il senso del discorso o vuole mostrarsi partecipe e chiede di ripetere un concetto. Il tema delle domande si pone invece su un piano totalmente diverso. Una domanda può davvero essere uno strumento prezioso in grado di scardinare blocchi o liberare altre idee. La funzione di una domanda dovrebbe essere infatti quella di aprire costantemente varchi attraverso i quali iniziare un'esplorazione. Un esempio emblematico lo possiamo trovare in una situazione classica, una festa di compleanno, dove non tutti gli invitati si conoscono tra di loro. Se una persona volesse avvicinarsi a un'altra per presentarsi, molto probabilmente chiederebbe come stai dopo aver detto il proprio nome. Di fatto come stai è sì una domanda, ma è una domanda che tende alla chiusura di un discorso. Una volta ottenuta come risposta bene, tutto ok, calerà il gelo e la conversazione forse finirà. Se invece di come stai la persona chiedesse qualcosa di più specifico, come stai lavorando a qualcosa che ti appassiona in questo momento, forse la risposta aprirà un discorso più lungo ed interessante. Le domande sono uno strumento potente da sfruttare per la vita e non è scontato saperle fare. È necessario allenarsi per evitare quelle più ovvie, quelle banali, quelle che non portano avanti un discorso. Le domande devono aprire porte di senso e di conoscenza e l'allenamento è l'unico modo per arrivare a formulare domande davvero brillanti. Quando sono ben formate, le domande possono essere in grado di indurre addirittura un cambiamento negli altri. Possono aiutare ad esempio una persona a scegliere un lavoro rispetto a un altro, possono sollecitare la creatività di un'altra persona in crisi da pagina bianca. Le domande muovono e per questo stimolano sempre una evoluzione. Le domande possono essere anche usate in diversi ambiti. In psicologia siamo soliti suddividere le domande in 4 obiettivi. Ci sono domande per decidere, domande per creare, domande per connettersi agli altri oppure domande per ispirare. Iniziamo a scoprire come trovare le proprie domande oggi. Si inizia a cercarle tra i propri interessi, tra le proprie passioni, in ciò che muove profondamente. Facciamo un esempio. Il mio obiettivo professionale è impattare profondamente e piacevolmente sulla vita di milioni di persone. Se ora giriamo il mio obiettivo sotto forma di domanda, la risposta sarà l'azione con cui proverò a raggiungere l'obiettivo che nel mio caso è fare le domande fondative al momento giusto, così che le persone imparino, cambino e portino a casa qualcosa di fondativo e fondamentale per la propria vita. Imparare quindi a formulare domande è fondamentale, non solo in quantità, ma anche in qualità. Esistono domande sbagliate? Certo che sì, e sono quelle che interrompono il dialogo, portano a un vicolo cieco, come ad esempio: perché non sei come tua sorella? Cosa penseranno gli altri di noi adesso? Non pensi sia ora di crescere? Grazie alle domande giuste è possibile scavare in profondità e scoprire anche le proprie passioni. Iniziamo subito ad individuare la vostra passione e chiedetevi: cosa mi spinge ad andare da una parte all'altra con determinazione senza mai stancarmi? Che cosa mi fa dimenticare di mangiare? Oppure cosa mi piaceva fare quando ero una bambina? Cosa sognavo di fare da grande? Le domande che riguardano il presente invece vanno a sollecitare tratti del carattere.
come ad esempio: qual è la caratteristica che appartiene esclusivamente a te? Cosa ti rende unico? Cosa ti rende unica? Infine, ragionare e chiedersi quale sia il proprio motto aiuta a formulare domande interessanti, perché un motto è una sintesi delle nostre credenze, una frase che ingloba il proprio modo d'essere e il proprio scopo nella vita. Per concludere, riepiloghiamo i concetti più importanti. Le domande sono uno strumento potente ed è necessario allenarsi ad usarlo. Formulare la domanda giusta al momento giusto può indurre a un cambiamento negli altri. Grazie alle domande giuste è possibile scavare in profondità e scoprire anche le proprie passioni. Molto bene, per oggi abbiamo concluso, ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!